Eccoci qua, siamo a martedì 1 di giugno 2021, sempre ufficio associazione Credevamo Banca Popolare di Vicenza, sempre notizie importanti per i risparmiatori sia di Veneto Banca quest'oggi che di Popolare di Vicenza. Questo sarà un video molto breve ma molto significativo, fate attenzione perché c'è questo, vi faccio vedere direttamente le lettere che ci sono arrivate, una è questa di Veneto Banca e l'altra è questa di Popolare di Vicenza. Siamo felici di dirvi, di annunciarvi che i commissari liquidatori delle due liquidazioni delle due banche venete hanno accettato la nostra richiesta di incontro. Già da adesso li ringraziamo, incontro che avverrà entro questa settimana, inizio della prossima, incontro che vertirà sui numeri delle due banche e delle due liquidazioni, quindi per capire come stanno procedendo le due liquidazioni, quanto stanno incassando e su cosa si stanno muovendo per incassare, quindi quanti soldi sono stati incassati dalle due liquidazioni, non solo quello, anche per capire altre posizioni. Importante sarà questo incontro anche per gli ex azionisti risparmiatori delle due banche che si sono insinuati al passivo. Ok, quindi per tutti questi motivi avremo notizie importanti appunto per i risparmiatori delle due banche venete. Continuate a seguirci e a stare dietro al nostro canale YouTube iscrivendovi, alla nostra pagina Facebook mettendo mi piace, oppure collegandovi al nostro canale Telegram, scaricandovi Telegram se non ce l'avete o se l'avete già scaricato, cercando Noi che Credevamo News. Appunto dopo l'incontro e quindi al massimo per l'inizio della settimana prossima ci saranno novità importanti con numeri importanti e situazioni importanti da valutare e vagliare per tutti gli ex risparmiatori delle due banche venete. Come vedete noi siamo sempre sul pezzo, andiamo sempre avanti, non ci fermiamo mai sotto nessun punto di vista. Come vedete, FIR, e abbiamo portato a casa il risultato, processo penale a Vicenza e abbiamo portato a casa il risultato, ma noi comunque continuiamo a non mollare. Grazie mille a chi ci continua a condividere, grazie mille a chi ci continua a dare forza, a mandarci messaggi e a collegarsi con noi. Siamo sempre qui, sempre presenti. Avanti sempre, grazie mille.